partiti. Scatta al comando la Giovaniola Tirso con Gianluca Fais Neri che si posiziona al secondo posto, recupera esterno da parte di Ardauli, mentre rimane dietro Fordongianis e a chiudere il Santa Vittoria. In questo ordine, dopo il primo passaggio dove Nionelli va ad avvicinare il battistrada Ula Tirso, i due si adeguano e viaggiano in coppia con Ardauli in terza posizione, sempre Fordongianis che viene avvicinato da Meridio Santa Vittoria, cavalli che si apprestano a scurvare e fare il secondo passaggio in dirittura, il gruppo che si è ricompattato, sempre allo steccato Ula Tirso con a compatto Nionelli, terza posizione per Ardauli con all'interno Fordongianis e Meridio Santa Vittoria. Al giro conclusivo i due continuano al comando, due coppie distinte con Ardauli che prova a scrollarsi di dosso Fordongianis che rimane in quarta, sempre in quinta Noguedo Santa Vittoria. Intanto ha rotto gli indugi Nionelli con Giovanni Soggia che inizia ad allungare per non correre rischi lungo la curva conclusiva, quindi Nionelli al comando si presenta in retta allo steccato con Giovanni Soggia, mentre progredisce anche Ardauli che risale in seconda posizione, ora superato da Fordongianis, quindi Nionelli, Fordongianis e